Buongiorno, ben trovati. Andiamo in edizione straordinaria oggi per seguire le varie fasi dell'ultima udienza nel processo di primo grado a Filippo Turetta. Parliamo naturalmente dell'omicidio di Giulia Cecchettin avvenuto l'11 novembre del 2023. A poco più di un anno siamo per raccontarvi le ultime fasi di questo processo che dovrebbe portare in giornata, non è chiaro in che tempistiche, però si parla del pomeriggio, ma tutto sarà un pochino in divenire durante questa giornata, ecco, della sentenza. Quelle che vedete sono le immagini che ci arrivano questa mattina dai nostri inviati a Venezia, Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, Cristian Arbot con Simone Merlo, dell'arrivo di Filippo Turetta, unico imputato per la morte di Giulia Cecchettin, in tribunale a Venezia. Saluto e ringrazio l'ospite che ci ha raggiunti in studio, l'avvocato Katia Salvalaggio. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Con cui commenteremo queste fasi, perché come detto i tempi non sono ancora chiarissimi. Ecco, adesso vedete nelle immagini che ci offre la regia con Francesco Cerone e Alberto Pivetta l'arrivo in aula del papà di Giulia Cecchettin, di Gino Cecchettin, con i suoi legali. Gino Cecchettin che non era presente all'ultima udienza, quella in cui per capirsi ha fatto la sua arringa la difesa, aveva sempre detto che sarebbe stato presente, ecco, nel giorno della sentenza. E così è già entrato in aula, come ci hanno riferito appunto i colleghi che si trovano a Venezia. Avvocato Salvalaggio, allora mentre continuiamo, ecco adesso abbiamo già la possibilità, lo vedete grazie alla presenza dei nostri colleghi in aula, di vedere le fasi preparatorie di questa udienza che dovrebbe partire intorno alle 9:30 e vedremo con che modalità, se ci saranno effettivamente delle repliche da parte del pubblico ministero Andrea Petroni oppure no, e da parte delle parti civili, e di conseguenza ci sarebbe probabilmente anche l'intervento della difesa dell'avvocato Giovanni Caruso che difende Filippo Turetta. Avvocato Salvalaggio, cosa si aspetta da questa mattinata, visti anche i lavori di questo processo che poi si è svolto, lo sappiamo, con una formula abbreviata, un rito abbreviato, anche se non con lo sconto di un terzo di pena? Abbreviato che noi definiamo tecnicamente anomalo, perché non è quello previsto specificamente dal codice, ma è una forma per avere delle attenuanti in genere, per cui si dà il consenso ad acquisire gli atti del fascicolo del pubblico ministero. Non mi aspetto grandi sorprese da oggi, sinceramente. Adesso vedremo se il pubblico ministero, le parti civili decideranno di fare delle repliche, cosa che io penso non avverrà, però lo vedremo. E non mi aspetto una sentenza strana, nel senso che credo sia già scritta, data la situazione, data l'evolversi, dati i fatti e anche la certezza sulla responsabilità dell'imputato, grandi attenuanti se non quelle per il comportamento processuale, tra cui anche quello appunto di aver dato il consenso all'acquisizione degli atti, però non penso che possano essere ritenute né equivalenti né prevalenti sulle contestate gravissime attenuanti che ci sono in questo caso, quindi mi aspetto un ergastolo sinceramente. Ecco perché appunto si diceva abbiamo una giuria, naturalmente una corte d'assise composta da giudici togati e giudici popolari, ci sarà senza dubbio un confronto, una discussione in Camera di Consiglio necessaria. Diciamo che anche la stampa e comunque necessariamente insomma, la difesa preme molto sui margini che ci possono essere in tema di premeditazione. Il PM Petroni ha parlato di caso di scuola dicendo non solo ci sono gli indizi, ma c'è proprio una lista di cose da fare che Turetta ha messo nero su bianco, se ne è parlato durante l'interrogatorio ampiamente. Difficile scappare, no, dall'evidenza di questa cosa. Sì, io onestamente, pur essendo difensore, spesso me la sento di condividere quello che dice il pubblico ministero. Direi che è proprio un caso di scuola di premeditazione. La difesa ha sostenuto delle tesi molto suggestive, devo dire, laddove sostiene che uno non prende lo scotch per
tappare la bocca, perché quando uno è già morto non urla più, e quindi... Però insomma è facile sostenere una tesi di questo tipo. Tutte queste cose sono state utilizzate per immobilizzare la vittima in vista del successivo omicidio, quindi credo che sia facilmente superabile questa tesi. No, io credo che la premeditazione in questo caso sia evidente. Sì. Allora, noi andiamo in diretta da Christian Arboit, che è all'esterno del Tribunale di Venezia. Buongiorno Christian, tra l'altro sei già riuscito a intercettare l'avvocato Caruso, è corretto, il difensore di Filippo Turetta? Assolutamente Lina, sia l'avvocato Giovanni Caruso, difensore di Turetta accanto a Monica Cornaviera, e anche Stefano Tigani, che rappresenta la famiglia Cecchettin, in particolare il papagino. Da loro arrivano delle importanti indicazioni anche su quello che sarà oggi il processo, sulle tempistiche. Caruso, lo sentirete fra pochissimo, dice: non ho la palla di cristallo, però ci dà due certezze. Filippo Turetta, che è in aula, questa mattina alcuni giornali dicevano diversamente, e che con ogni probabilità non ci saranno controrepliche da parte della difesa. Quindi, se sei d'accordo, sentiamo Caruso, che abbiamo intervistato pochissimi minuti fa. Giovanni Caruso. Avvocato Caruso, buongiorno, salve. Solo per chiederle, Turetta sarà in aula, solo questo? Turetta sarà in aula, sì. Rilascerà dichiarazioni spontanee? No, non è in programma. Non sono in programma. No, sono in programma. Ecco, e avvocato, cosa prevede oggi come tempistiche? Ci può dire qualcosa? Non ho la palla di vetro. Lei farà delle controdeduzioni? No, non replicherò. Non replicherà? Questo lo possiamo dire? Sì, sì. Grazie. Breve, ma dice già molto proprio in termini procedurali. Quindi Filippo Turetta non rilascerà dichiarazioni spontanee. In questi giorni se ne è parlato molto, sappiamo che è un diritto dell'imputato a ridosso della sentenza. L'ultima parola può aspettare all'imputato, e quindi Filippo Turetta non parlerà, e non parlerà nemmeno l'avvocato Giovanni Caruso. Dall'altra parte ovviamente ci sono le parti civili, c'è Stefano Tigani per Gino Cecchettin, Nicodemo Gentile per Elena Cecchettin, Piero Coluccio per lo zio Alessio e il fratello minore di Giulia, e l'avvocato Antonio Cozza per Carla Gatto, la nonna di Giulia. Questa mattina ho tentato di avvicinare sia la nonna che lo zio, sono stati molto gentili, ma per il momento preferiscono non rilasciare dichiarazioni, come è normale che sia. Per loro parla Stefano Tigani, e anche Stefano Tigani dice una cosa molto precisa, ovvero deciderà sul momento se controreplicare o meno, e tutti in qualche modo stanno aspettando la mossa del PM, quindi se appunto Andrea Petroni prenderà o meno la parola, e poi non solo la forma ma anche la sostanza, quello che andrà a dire. Allora sentite cosa ci ha detto pochi istanti fa Stefano Tigani, legale di parte civile, che rappresenta Gino Cecchettin. Intende procedere oggi Stefano Tigani? No, io non... Vediamo anche come va l'udienza, non sappiamo se ci saranno delle repliche, di conseguenza vedremo dopo quel momento lì, quindi ancora non sappiamo. Quindi voi comunque siete pronti eventualmente per le vostre Eventualmente siamo ovviamente pronti, certo, però adesso dobbiamo capire un attimo se intanto la procura replicherà, e poi da lì vedremo, insomma. Quindi avvocato, che speranza, che stato d'animo ha oggi? Speranze sono finite nel momento in cui abbiamo saputo che Giulia è morta un anno fa. Il resto è processo. Senta avvocato, Gino Cecchettin è già all'interno, non ha rilasciato dichiarazioni, lei ha avuto modo di parlare con lui? Beh, noi ci sentiamo sempre, però non abbiamo parlato in particolare della giornata di oggi. Ci si scambia sempre un abbraccio, ci si vede domani, in bocca al lupo. Sempre così. Alla sesta udienza, che cosa possiamo dire di questo processo? Come è andato?
direi che possiamo commentare questo processo solo nel momento in cui avremo visto le motivazioni della sentenza. Di resto sarebbe solo chiacchiera inutile, non ha senso. Che oggi c'è in aula Filippo Turetta, questo può avere un peso, il fatto che lui sia presente? No, l'imputato ha sempre diritto di essere presente, per cui non è né un premio né una nota negativa. L'imputato ha diritto di essere presente e se vuole essere è giusto che ci sia. Voi ribadite chiaramente la vostra linea, che è quella appunto della massima responsabilità. Sì, assolutamente. Secondo noi, lo abbiamo detto in tutte le salse, l'imputazione è perfetta, le aggravanti ci sono tutte e dopodiché se la Corte le riterrà sussistenti, la matematica del codice la conosciamo bene tutti. La matematica del codice la conosciamo bene tutti, dice Stefano Tigani, e questa matematica dovrebbe portare quindi all'ergastolo e al riconoscimento delle 3 aggravanti che sono rimaste in piedi: la premeditazione, che è poi la principale, la crudeltà e lo stalking, aggravanti che la difesa di Giovanni Caruso la scorsa settimana, non senza scatenare reazioni anche indignate, ma mi dicono che forse in aula sono pronti. Allora facciamo così, Lina, ti restituisco subito la linea, entriamo quindi in tribunale. Grazie Cristian Arboit, andiamo in aula allora con le immagini, eccoci qua. Ha preso posto, lo vedete, la Corte, giudici togati e giudici popolari, con il presidente Stefano Manduzio che ora verificherà la presenza delle parti e poi cercherà anche lui di capire come noi che intenzioni hanno per quanto riguarda le repliche. Stiamo aspettando? Sì, però. No, pensavo che era Eccolo qui, Filippo Turetta di nuovo in aula e di nuovo a pochi metri da Gino Cecchettin. Bene, buongiorno a tutti. Allora, Pubblico Ministero, dottor Petroni, presente, buongiorno. Imputato è presente, con i suoi difensori, avvocati Caruso e Cornaviera, entrambi presenti. Poi, parti civili, Cecchettin Davide, avvocato Coluccio. Alessio pure, presente anche per Alessio. E Alessio è presente. Alessio Cecchettin. Invece Cecchettin Alessio è presente. Cecchettina Elena con avvocato Gentile che è presente, buongiorno. Cecchettin Gino, avvocato Tigani. Buongiorno. Presente anche personalmente la parte civile. E Gatto Carla, avvocato Cozza. Presente entrambi. Cozza e la signora Gatto. Benissimo, quindi presente sia la parte civile personalmente che il difensore. Bene, allora domandiamo al Pubblico Ministero se intende replicare. Nessuna replica, Presidente, grazie. Vabbè, allora credo che possiamo, l'imputato ha qualcosa dichiarazioni da rendere, che ha sempre l'ultima parola, imputato, difensore? No, signor Presidente. Va bene. Bene, allora a questo punto diamo atto che viene congedato il giudice popolare supplente, che ringraziamo. E come tempi possiamo dare un orario prima del quale sicuramente non usciamo, così potete occuparvi delle vostre attività. No? Vabbè, non prima delle 15 allora, va bene? Ecco, lo avete sentito, allora ha dato un'indicazione anche a noi naturalmente il Presidente, vedete le parti che a questo punto
Filippo Turetta viene riportato dagli agenti di polizia penitenziaria nella sala, nella stanza in cui aspetterà la sentenza, mentre legali e parti civili attenderanno, insomma, come meglio crederanno ovviamente questo tempo. Non sono poche ore. Katia, 9 e mezza, contiamo, 10 e mezza, 11 e mezza, 12 e mezza, 14 e mezza, insomma si sono presi il loro tempo, quasi 6 ore. Sono un po' sorpresa, devo dire, sono un po' sorpresa, non mi aspettavo così tanto tempo, sinceramente. Per quale motivo, secondo la sua esperienza, magari, ecco, siamo... Ma io, anche l'esperienza che ho avuto io, un caso simile a Treviso, c'è stata una camera di consiglio di 2 ore e mezza, 3. I fatti sono piuttosto chiari, sì, devono discutere sulle aggravanti, però anche quelle secondo me sono chiari. Non lo so, non so perché si siano presi così tanto tempo, sinceramente. Allora, il fatto che, partiamo un po', torniamo indietro, allora abbiamo detto il pubblico ministero Andrea Petroni ha deciso di non replicare, sappiamo che c'è stata, insomma, abbiamo ampiamente sentito la ringa dell'avvocato di Turetta, Caruso, che ha tentato di smontare quelle che sono ovviamente le aggravanti che rischiano di comportare l'ergastolo per il 23enne di Torreglia. Premeditazione, crudeltà, stalking, principalmente i capisaldi di questa accusa, della quale appunto il PM ha chiesto l'ergastolo. C'è stato nel frattempo anche per la prima volta un intervento di Gino Cecchettin, che l'indomani, quando, diciamo, dopo aver ascoltato, in qualche modo dopo aver visto telegiornali, giornali, ha deciso di parlare e ci è andato giù anche pesante, insomma, no? Gino Cecchettin ha detto: mi sono sentito nuovamente offeso e la memoria di Giulia umiliata. Chissà se anche in virtù magari di questa presa di posizione di Cecchettin si è evitato di rincarare ulteriormente. Cosa ne pensa? Può aver spostato qualcosa? No, io credo che in teoria quantomeno si dovrebbe prescindere da quelle che sono le dichiarazioni delle parti. No, penso che si siano presi questo tempo per discutere con calma ogni singolo punto, ogni singola questione, ogni singolo problema anche giuridico da risolvere. È anche vero che c'è una corte d'assise per cui ci sono i giudici popolari, per cui i giudici togati dovranno in qualche modo spiegare bene, cose che in teoria dovrebbero aver già fatto anche prima del processo, tutte le singole questioni. Le questioni giuridiche devono essere spiegate bene ai giudici popolari, che ovviamente non sono esperti e quindi hanno bisogno di istruzioni, però. Esatto, allora, visto che tempo ne abbiamo, avvocato, proviamo a spiegare al pubblico a casa questa composizione della Corte e cosa comporta, perché c'è differenza, no? Rispetto a chi ci si trova davanti anche come legali. Allora, lei tra l'altro, lo ricordiamo, è stata avvocato anche per quanto riguarda la provincia di Treviso in due, almeno me ne vengono in mente, in tantissimi, ma me ne vengono in mente 2 che hanno fatto tanto clamore, la uccisione dei coniugi Pellicciardi a Gorgo al Monticano, dove in quel caso difendeva uno degli imputati, sì, quello che era stato definito il palo della banda, Alin Bogdaneanu, sì. Un ragazzo giovanissimo, 20enne appena, probabilmente anche, ecco, minacciato, sotto l'influsso di questi personaggi più pericolosi di lui che componevano questa banda. E poi invece nelle vesti di legale di parte civile, in un'altra vicenda, un femminicidio e non solo, duplice, perché in quel caso Fed Buisciù a Castagnole di Paese, parliamo di un delitto di una quindicina d'anni fa, uccise brutalmente la compagna, quella che era stata la sua compagna, ex compagna Elisabetta Leder, e la piccola Arianna. Figlioletta, ecco. Certo, sì. Quindi due visioni anche diverse di processi
Tra l'altro con una mediaticità anche in quel caso importante, quantomeno nella provincia di Treviso. Perché il primo in particolare, quello di Gorgo al Monticano. Le famose belve di Gorgo. Sì, c'è stata una grande, un grande interesse anche in un momento storico particolarmente difficile, secondo me. Io ricordo che noi difensori abbiamo ricevuto anche delle minacce perché difendevamo queste persone. In quel caso però la legge era diversa e si poteva ancora fare l'abbreviato per questo tipo di reati, per cui non abbiamo avuto l'esperienza dei giudici popolari che invece abbiamo avuto in sede di appello, dove invece era prevista la presenza della Corte d'Assise d'Appello. Io ritengo che la componente dei giudici popolari, che ovviamente, come dicevo prima, non sono esperti del diritto, e valutano le cose da cittadino della strada, come è anche congeniata in questo modo, e influisca molto sulla quantificazione della pena. Questa è la mia idea, l'opinione che mi sono fatta, anche se naturalmente io sono sempre stata dall'altra parte, non so cosa succeda in Camera di Consiglio. Ma per quale motivo secondo lei? Perché, almeno per quello che è stato, sono stati i casi che ho affrontato io, perché la gente, io vorrei dire una cosa un po' forte, Dica, siamo qui apposta. La gente non è che pensi molto che la pena è rieducazione, la gente della strada pensa che le persone che commettono questo tipo di delitti debbano essere puniti e puniti severamente. L'idea della rieducazione della pena è più un'idea da specialisti, mi viene da dire. La gente della strada pensa che un Turetta si meriti l'ergastolo e debba essere messo in galera e gettata la chiave, questo è. La gente della strada pensa anche peggio, nel senso che c'è molta gente, penso, che vorrebbe addirittura la pena di morte per persone di questo tipo. Ecco perché penso che le componenti popolari della Corte influiscano molto sulla quantificazione della pena. E non pensa invece perché sono il portato di quello che è il comune sentire. Sì, dopodiché è anche vero che questi giudici si sono trovati davanti Filippo Turetta, nel senso, si sono trovati davanti, al di là di tutto quello che gli viene attribuito, naturalmente un ragazzo molto giovane che abbiamo visto in lacrime, abbiamo visto in tante circostanze. Secondo lei una componente di compassione rispetto alla persona che ci può essere davanti, in questo caso un ragazzo giovane? È molto soggettivo, secondo me, questo. È molto soggettivo. A seconda delle esperienze personali proprie? Sì, secondo me sì. Cioè io dico sempre, quando vado anche in carcere, io mi trovo davanti un essere umano, non penso che ho davanti uno che ha commesso anche dei gravissimi reati. Anch'io quando andavo in carcere, ci andavo spesso a trovare lì in Bogdaneanu, avevo davanti un ragazzino che mi suscitava una certa compassione. Sono anche sempre stata convinta che la sua partecipazione a quel delitto sia stata sempre molto molto marginale, che abbia anche subito una pena esagerata rispetto a quello che è stato il suo contributo. Però avevo davanti un essere umano che può sbagliare. E credo che questo sentire non sia così comune, però. Dice di no? No, secondo me dall'esperienza di tutti i giorni, quando parlo con la gente. È stato uno dei punti su cui si è battuto Caruso, questo, no? Naturalmente il difensore di Turetta. Parliamo di un ragazzo di 23 anni, attualmente rinchiuso nel carcere di Montorio a Verona. Tra l'altro lo ha specificato anche il PM Petroni quando ha chiesto l'ergastolo. Cosa significa condannare all'ergastolo, nel senso in fatto di pena da scontare? Non è realmente un carcere a vita, c'è tutto un percorso, ecco, diciamolo così. Beh, dipende anche dal comportamento che lui terrà in carcere, questo è fondamentale. Però l'ergastolo è formalmente fine pena mai, addirittura è previsto proprio dalla norma del codice penale con isolamento notturno, tanto che per aggravare la pena a volte si applica anche l'isolamento diurno, che è una cosa terribile, terribile. Di fatto però nella realtà cosa capita generalmente? Dopo 26 anni si può godere di qualche beneficio.
questo è. Però sì, dipende sempre dal comportamento che il detenuto tiene per tutto il tempo. Qui naturalmente stiamo parlando di un primo grado di giudizio, sì, a cui necessariamente ne seguiranno altri. Beh, non necessariamente, c'è anche chi decide di non impugnare, però presumo di sì, soprattutto se la sentenza sarà con un verdetto come quello che immaginiamo di ergastolo, presumo che la difesa in qualche modo cercherà di migliorare la situazione, anche se, considerato il caso, penso che non sarà facile, obiettivo da raggiungere. Allora, io chiederei gentilmente, poi abbiamo naturalmente preparato diversi contributi prevedendo che la giornata sarebbe stata lunga, ricordo ai telespettatori naturalmente che noi saremo in diretta con la nostra edizione straordinaria come sempre fino a mezzogiorno quando partirà la prima edizione. Attenzione che forse c'è bisogno di ridare la linea a Cristian Arboit, regia? Andiamo da Cristian. Cristian. Sì, Lina, ecco, mi senti? Avvocato Caruso, mi scusi, siamo in diretta su Antenna 3, possiamo fare il punto veloce? C'è una Camera di Consiglio in corso e quindi non posso dire assolutamente nulla. Lei ha preferito non rilasciare nessun tipo di replica né nulla? No. Non c'è... Come mai, posso chiederglielo? Una scelta di tutto quello che si doveva dire era stato detto, ma in Camera di Consiglio non si rilasciano dichiarazioni, mi scusi. Quindi insomma la linea è questa, anche Filippo Turetta non parlerà? No, non parla, no. Non parlerà, insomma lei conferma che non parla non assolutamente. Ecco. Si sono già ritirati in Camera. Quindi lei ha ritenuto opportuno non farlo parlare nuovamente sostanzialmente? Assolutamente, mi sembra che siano evidenti le cose. Quindi... Posso farle una domanda personale, avvocato? Lei in questi giorni è stato oggetto di critiche anche feroci sui social. C'è stata una pronuncia anche della Camera Penale che l'ha supportata. Come ha vissuto questi giorni? Beh, non mi ha fatto piacere, ma io comprendo perfettamente le reazioni umane, la ferita, il dolore che qualsiasi parola in difesa dell'imputato avrebbe potuto provocare nei prossimi congiunti di Giulia Cecchettin. Quindi questo ne sono assolutamente consapevole. Diverso però è ritenere per gli addetti ai lavori e anche per voi giornalisti, mi sembra di poter dire, che non sono stati oltrepassati in alcun modo i limiti della continenza formale e i limiti della costituzionalmente riconosciuto diritto costituzionale appunto di difesa. Questo è il mio modo di vedere, quindi massimo rispetto e massima considerazione per il dolore dei prossimi congiunti, ma consapevolezza anche di aver fatto il mio dovere. Quindi di aver esercitato appieno il dovere di difesa. Non è solo un diritto, è un dovere costituzionale, questo sì, ho la coscienza assolutamente a posto. Che tempistiche prevede oggi? Alle 15, prima delle 15 non ci sarà la sentenza. Grazie mille, grazie. Ecco, Lina, ovviamente perdonaci, ma insomma abbiamo rincorso l'avvocato è stato disponibilissimo. Mi sembrava giusto anche fare questo passaggio. Prima sentivo che ne parlavi con la tua ospite, l'avvocato Salvalaggio. Qui ovviamente si fondono e si confondono tanti piani, la cronaca giudiziaria, la cronaca processuale, l'etica, il diritto di difendere, il diritto anche di informare, di informazione. Quindi adesso pian piano confluiranno, usciranno, immagino anche altri avvocati, penso esca anche Gino Cecchettin, vedremo se qualcuno ci dirà qualcosa. Non è facile, non sarà facile perché tutti sono in attesa della sentenza, di questa pronuncia, ci vorranno ore. La Camera di Consiglio, lo ricordo, è composta da 2 giudici togati. Stefano Manduzio è il presidente, il giudice a latere Francesca Zancan e poi 6 giudici popolari. Ognuno ha un proprio peso specifico poi nella formazione del verdetto finale, che per l'appunto dovrebbe arrivare, come confermato anche dall'avvocato Caruso, a metà pomeriggio. Quindi insomma ci vorranno ore. Sul piatto, sul tavolo ci sono
le 3 aggravanti di cui parlavamo anche prima di interromperci, quindi l'aggravante della premeditazione, della crudeltà e dello stalking, che lo stesso avvocato Caruso aveva cercato di scardinare lunedì scorso, il martedì scorso, nel corso appunto della sua arringa difensiva. Per il momento è tutto, non sento in questo momento lo studio, ti restituisco la linea, noi Grazie. siamo sempre qui all'esterno pronti a chiederti appunto la linea quando sarà opportuno. Grazie Christian Arboit, sempre deciso il nostro collega nel ricavare dichiarazioni, ma anche puntuale nel fare le domande, no? Avvocato, vedevo che annuiva prima quando Christian chiedeva al collega Caruso come si è sentito, perché ai tempi del duplice omicidio terribile di Gorgo al Monticano veniste tutti pesantemente criticati per aver preso la difesa degli imputati. Uno si suicidò in carcere nell'immediatezza, una tragedia nella tragedia, naturalmente, insomma, cerchiamo di restare umani quando parliamo di queste cose, e difendere poi gli altri fu comunque impegnativo, no? Sì, impegnativo. Come ho detto prima, siamo stati vittime di minacce tutti quanti, in particolare di più, devo dire, la Sabrina Dei Rossi, che difendeva quello che era ritenuto il capo della banda. Naim Stafa. Esatto. Però tutti quanti abbiamo subito critiche, il pubblico era imbestialito, cioè secondo loro, e questa è una cosa, una deriva grave, dobbiamo stare molto attenti a questo, perché secondo certa opinione pubblica queste persone non avrebbero neppure diritto ad un processo. Però bisogna anche dire, per esempio nel caso di Bogdaneanu, tutti erano convinti che fosse un omicida, mentre lui nel momento in cui avveniva il crimine era in fabbrica a lavorare, e quando io dico queste cose nessuno mi crede, tra l'altro, no? Per cui il ruolo dell'avvocato è fondamentale. Adesso non lo dico perché sono avvocato, ed è anche sbagliato sbagliata l'opinione che la gente ha dell'avvocato, che pensa che sia quello che fa carte false per tirar fuori dal carcere il peggiore dei delinquenti. In realtà il ruolo dell'avvocato, e in questo caso l'avvocato Caruso l'ha fatto perfettamente, direi, è quello di, c'è una definizione che a me piace molto, che tra l'altro è inventata dall'Unione delle Camere Penali, per cui l'avvocato è la sentinella del processo. È una definizione, secondo me, che è proprio calzata, nel senso che noi non giudichiamo, noi dobbiamo solo fare in modo che il processo avvenga secondo le regole. Questo è il nostro compito. Se non ci sono prove, noi lo dobbiamo far emergere. Se ci sono altri elementi che non vanno nel processo, lo dobbiamo far emergere. Questa è a tutela di tutti, perché ricordiamoci che per tutti i processi che ci sono tantissime persone che vengono assolte. Quindi se ne fanno di errori, e l'avvocato sta proprio a verificare che questi errori non vengano fatti. Certamente, e questo va sempre ricordato e ribadito, sono perfettamente d'accordo. Poi oggi siamo alle prese con, allora all'epoca delle belve di Gorgo, chiamiamole così, c'era anche poi tutto il tema del concorso, no? La nostra legislazione punisce puntualmente, anche se tu non sei esecutore materiale, il concorso naturalmente in un reato, e siamo d'accordo. Qui abbiamo un unico imputato che, reo confesso peraltro, anche se appunto si sta cercando da parte della difesa chiaramente di giocare un po' su quelli che sono i margini, ecco, per ridurre naturalmente quella che può essere la condanna. Allora io chiederei gentilmente alla regia se ci fa riascoltare il servizio realizzato proprio su quella che è stata la requisitoria del pubblico ministero Petroni, in cui ha chiesto l'ergastolo per Filippo Turetta. Riconosciuta la continuazione tra i capi in contestazione, ritenuto più grave il capo sub 1 e riconosciute le aggravanti contestate, l'imputato venga condannato alla pena dell'ergastolo. Preciso che non chiedo venga applicato l'isolamento diurno,
È questa la richiesta formulata nella terza udienza dal pubblico ministero Andrea Petroni per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin. Per la durata dell'udienza davanti alla Corte d'Assise di Venezia, prima con la requisitoria del PM durata circa 2 ore e mezza, poi con le parti civili, l'imputato seduto accanto al suo difensore, l'avvocato Caruso, ha tenuto il capo basso. Nella sua requisitoria l'accusa, che ha ripercorso prima le tappe dell'omicidio, poi le fasi della relazione tra i due, nel parlare dei vari pesanti capi di imputazione si è soffermata in particolare sulle aggravanti contestate a Turetta, in primis la premeditazione oltre la crudeltà. Sappiamo che dal 7 novembre 23, 4 giorni prima dell'omicidio, è stata redatta questa lista. È stata acquistata una cartina geografica, era scritto nella lista. La cartina serve durante la fuga perché l'imputato staccherà il proprio telefono e la connessione dati. Preparare delle provviste. Verificare se in casa ci sono badile e coltelli, applicarle nastro adesivo in bocca, mani, caviglie e ginocchia. Abbiamo evidenza che almeno sulla bocca sia stato certamente fatto, abbiamo evidenza che di strappi ce ne siano almeno 2 perché 2 ne abbiamo trovati. L'omicidio di Giulia Cecchettin, ha detto il PM, ha rappresentato l'ultimo atto del controllo che Turetta voleva esercitare sulla ragazza, come testimoniano le decine di pagine di chat scambiate tra i due. Messaggi in cui è palese la sua ossessione verso Giulia, espressa spesso con rabbia e offese. Non poteva uscire con nessuno eccetto lui, non doveva laurearsi prima di lui. Maledetta che sei, fai pena, mi devi tenere traccia della tua giornata, non potrò mai perdonartelo, dovevi raccontarmi la giornata, mandarmi foto eccetera in continuazione, sei una stronza, ti farò pentire di tutto il male che mi stai facendo, lo riverserò da qui all'infinito. Considerate che i messaggi sono pieni di errori di battitura, a volte sono scritti in maiuscolo e è proprio per questo vi dico leggeteli, perché leggendoli trasmettono quella che è la rabbia che li anima quando vengono scritti. Mettiti in testa, stronza, che o ci laureiamo insieme o la vita è finita, ridicola, mettitelo in testa perché altrimenti quando starà arrivando il momento non sarai pronta, smettile di pensare alla tua inutile carriera, che se la mia vita finisce la tua non vale niente. Messaggi che risalgono a mesi prima dell'omicidio, a riprova che gli atti persecutori e diverse condotte di maltrattamenti nei confronti di Giulia fossero già consumati, evidenzia ancora il PM, secondo cui inoltre Turetta non ha mai realmente voluto togliersi la vita, ma anzi avrebbe cercato di manipolare Giulia facendo leva sul suo senso di colpa. Questo quindi il riassunto che ha fatto la nostra Ilaria Marchiori dell'accusa e, l'avete sentito, della richiesta di ergastolo. Torniamo in tribunale a Venezia perché Cristian Arboit è con l'avvocato trevigiano Alessandra Nava, buongiorno, che più tardi avremo ospite qui in studio. Fatalità alle prese con un'udienza proprio nell'aula accanto a quella in cui si è svolta velocemente quella per la prima parte di questa udienza definitiva per Turetta. Cristian, a te. Sì, Lina, un flash veloce, poi appunto l'avvocato Nava sarà tua ospite. Insomma, oggi c'è una grande discussione, non solo oggi, ma oggi in particolare anche tra i legali veneziani, trevigiani, tra tutti gli operatori che popolano il Palazzo di Giustizia. Lei da legale, da avvocato, ma anche da donna, come sta vivendo questo processo? Ma guardi, da donna veramente mi sembra che siamo di fronte purtroppo a un fenomeno che ormai è diventato un allarme sociale, perché nonostante le sanzioni siano state aggravate, ci sia grande attenzione, insomma, e anche la comunicazione sta facendo molto per mettere così un po' in allarme le donne che possono subire violenze o comunque sono a rischio. Dal punto di vista però, diciamo, professionale, è altrettanto grave perché noi ci troviamo di fronte a fenomeni che ormai anche dal punto di vista mediatico richiedono una certa risposta da parte dell'autorità giudiziaria, e per esperienza dico che quando i processi sono così condizionati dalla pressione mediatica, qualche volta si rischia anche di non riuscire a rimanere lucidi totalmente nello svolgimento del proprio lavoro, e anche per i giudici diventa abbastanza difficoltoso. Quindi diritto, dovere all'informazione, diritto, dovere alla difesa possono confliggere?
È un tema etico questo. No, beh, ma il diritto e il dovere all'informazione è corretto, è giusto purché l'informazione sia corretta. E il diritto dovere invece per le parti in causa è un diritto dovere costituzionale, deve essere assolutamente rispettato da tutti, sia dagli avvocati che hanno questo difficilissimo compito e soprattutto dai giudici che ovviamente devono mantenersi al di fuori e al di sopra di qualunque condizionamento. Io credo che lo sappiano fare bene. Senta Nava, noi prima, ultimo flash, abbiamo intervistato al volo Giovanni Caruso e a Caruso ho chiesto come ha vissuto quest'ultima settimana fatta anche di insulti nei suoi confronti per l'arringa difensiva della scorsa settimana che tante polemiche ha suscitato. So che appunto non è mai opportuno giudicare e giudicarsi tra colleghi, ma le chiedo proprio un commento su questa arringa di cui tutti hanno parlato. Ma guardi, lei l'avrebbe fatta? In quei modi, in quei termini. Io naturalmente non ho potuto seguire totalmente la ringa dell'avvocato Caruso, sono sicura per i flash che ho potuto conoscere, per averli letti, che correttamente l'avvocato abbia tentato dal suo punto di vista di mettere in evidenza le criticità di un procedimento che appunto, ripeto, deve essere lasciato libero da qualunque condizionamento, anche emotivo, e quindi l'avvocato tecnicamente deve esaminare tutti gli aspetti dell'imputazione, evidenziare le eventuali criticità e fare la sua attività difensiva in maniera totalmente libera. Grazie avvocato, la lascio alla sua operatività, alla sua quotidianità perché poi anche Lina l'aspetta in studio. Grazie avvocato Nava, ti mostro solo il dispiegamento di forze dell'ordine e Lina che oggi c'è in tribunale, carabinieri, polizia, insomma è molto presidiata l'udienza di oggi, non potrebbe essere altrimenti, sia all'esterno di Palazzo di Giustizia che all'interno, quindi insomma è una giornata di mobilitazione e di lavoro anche per gli operatori della giustizia veneziana. Per il momento è tutto. Lina. Grazie Cristian Arboit. Avvocato Salvalaggio, ha sentito la collega Nava che si è espressa correttamente su quello che deve essere il ruolo di un difensore. Sì, io condivido pienamente quello che ha detto l'avvocato Nava, non poteva essere diversamente. Tra l'altro, anche tornando, anch'io ho visto solo qualche spezzone della ringa dell'avvocato Caruso, che peraltro conosco ed è un ottimo professionista e anche professore. Mi è sembrato tutto sommato abbastanza pacata, non l'ho mai visto, ripeto, per quel poco che ho visto sopra le righe, mi è sembrata una difesa tecnica e ha fatto il suo dovere. Certo. Ha fatto il suo lavoro, poi non è lui il giudice, sono altri che decideranno. Il giudice deve vedere il punto di vista di una parte e deve vedere il punto di vista dell'altra e decidere sulla base di quello. È la dialettica. Oggi naturalmente Cristian ci ha fatto vedere le forze dell'ordine schierate, ma potete immaginare anche che schieramento c'è di giornalisti, naturalmente di colleghi, telecamere e appunto giornalisti un po' da tutte le testate nazionali, perché questo caso poi ci ritorneremo anche su quello che è stato un anno fa, ma non solo, l'effetto Giulia Cecchettin, perché anche sul tema dei femminicidi c'è stato davvero, ha costituito una svolta, anche se purtroppo continuiamo a contare delitti ogni settimana, no? Avvocato, faceva questo riferimento anche la collega Nava sul fenomeno che è agghiacciante davvero. Assolutamente, sicuramente se ne parla sempre di più, c'è sempre più attenzione al tema, che però sembra irrisolvibile, Secondo lei, per la sua esperienza, come mai? Intanto c'è chi contesta anche il fatto che ci sia un incremento di femminicidi, cosa ne pensa? Che non ci sia, cioè contesta che ci sia, che siano numeri sono i pompati, numeri. I numeri sono i numeri, insomma, credo nel che senso, siano... a cui si dà troppa rilevanza, che c'era anche una volta, ma non è così. Allora, sicuramente una volta c'era la violenza all'interno delle famiglie come c'è oggi e non veniva pubblicata, diciamo così, nessuno lo sapeva, quello che succedeva all'interno delle famiglie, sicuramente non denunciata. Questo è un dato di fatto.
Però l'omicidio è l'omicidio, insomma, mentre le botte all'interno delle famiglie si possono nascondere, l'omicidio non si può nascondere evidentemente, quindi che ci sia un incremento degli omicidi è un dato di fatto. Però c'è un altro dato di fatto, che è cambiata notevolmente la società, il sentire sociale e il ruolo della donna nella società, che forse per certi uomini non è accettato, non è compreso, non è accettato questo cambio di ruolo. Per cui c'è una reazione, una recrudescenza del fenomeno, che è un dato di fatto. Io aggiungo un'altra cosa per quella che è la mia esperienza personale, e ne vedo molti, questi sì, perché mi occupo anche di diritto di famiglia e quindi vedo molte situazioni di questo tipo. Spesso le donne sono portate a sottovalutare certi fenomeni, fine di una relazione, reazioni particolarmente pesanti, violente, dice ma io lo conosco, non arriverà mai a fare cose brutte. Invece poi c'è un'escalation, spesso succede, e quindi c'è una tendenza a sottovalutare i fenomeni. Poi c'è una risposta che non è adeguata, perché se io vado a fare una denuncia dei carabinieri oggi non succede niente. D'altro canto questo problema va contemperato con l'altro delle tutele, perché ci sono anche persone che denunciano cose false, quindi bisogna tutelare anche chi viene denunciato. Quindi si perde molto tempo, non c'è una risposta immediata. Ecco, questo è forse il problema principale, che quando una donna denuncia non c'è una risposta immediata. Uno vorrebbe il giorno stesso risolvere il problema e invece a volte si deve aspettare qualche mese. E dall'altro lato, ripeto giustamente, perché bisogna anche verificare che quello che viene denunciato sia effettivamente fondato. Quindi è un problema serio. Torniamo in diretta da Venezia, vedo Cristian Arboito con l'avvocato Tigani. Cristian, a te. Sì, Lina, l'avvocato Tigani, che va detto è sempre disponibilissimo. Non entriamo nella sostanza, chiaramente, perché oggi è il giorno del verdetto e tutti dobbiamo procedere con passo felpato, però a livello processuale cosa è successo e cosa accadrà? Partiamo da qui, avvocato Tigani. Lei prima di entrare ci ha detto starò a vedere, no? Capirò sulla base di quelle che sono le mosse della pubblica accusa. Petroni non ha preferito non fare controrepliche, quindi voi... Certo, buongiorno. No, nel momento in cui non è partito con le repliche il pubblico ministero, non è partita la fase delle repliche, di conseguenza la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio, non uscirà prima delle 15, mi pare di aver capito, e quindi attendiamo la sentenza a questo punto. Era un passaggio che ci aspettavamo, però non era confermato, quindi abbiamo preferito stare, diciamo, un pochino più prudenti prima di entrare. Però, come valuta questa mossa del PM, se si può dire? Cioè, era prevedibile? Beh, diciamo che il PM ha fatto un'ottima requisitoria, eccellente requisitoria, accompagnata da una memoria corposa e ben dettagliata, per cui avrà ritenuto che fosse sufficiente quello che aveva detto e di non replicare a quanto ha detto la difesa. Io la leggo così, e del resto la fase della replica è un diritto, non è un obbligo della parte processuale di farlo, di conseguenza va rispettato, insomma. Quindi diciamo che a livello processuale tutto si è cristallizzato la settimana scorsa, tra lunedì e martedì, non ci sono stati elementi di novità. È corretto così. E quindi, avvocato, chiedo anche a lei, noi in studio abbiamo anche l'avvocato Salvalaggio, stiamo anche facendo un ragionamento più ampio sull'etica, sul diritto alla difesa. Prima con Giovanni Caruso abbiamo parlato della sua requisitoria finita nelle polemiche arringa, mi perdoni, la scorsa settimana. Lei avrebbe fatto una arringa di quel tipo? Ma allora, io non voglio assolutamente entrare in una polemica che secondo me non è neanche partita. Caruso, ci siamo anche parlati, ha fatto il suo dovere di avvocato, secondo la deontologia professionale che ci deve contraddistinguere in un momento di difesa comunque delicato per un processo molto complicato e molto difficile. Gino da papà ha detto la sua,
e la questione è chiusa. Non voglio andare assolutamente oltre, penso che come difensore penalista a volte capita di fare dei processi dove è molto difficile muoversi nel terreno che calpestiamo, però insomma io rispetto assolutamente il professore, abbiamo trattenuto un ottimo rapporto di lealtà processuale, per cui francamente non voglio proprio entrare, ripeto, in una polemica che non è neppure cominciata. Senta avvocato, invece se le chiedessi come ha vissuto lei personalmente questi mesi, lei è sempre stato in prima linea, non è stato solo il difensore di Gino Cecchettin, ma possiamo dire che è diventato anche amico di Gino Cecchettin in tutti questi mesi. Io ho avuto l'onore di diventare amico di Gino Cecchettin, del resto va anche detto che siamo avvocati, ma siamo prima di tutto uomini e donne, quindi l'aspetto umano non può prescindere dall'aspetto professionale, almeno io la vedo così. È capitato comunque anche a me molte altre volte di essere dall'altra parte della barricata, fare gli avvocati non è facile, l'importante è mantenere sempre, come dire, la correttezza e diciamo l'obiettivo che è quello della ricerca della verità. Sono stati mesi molto complicati, molto difficili. Non nego che fosse capitata una quindicina di anni fa, non so se avrei avuto l'esperienza per riuscire a gestire questi momenti comunque difficili anche con l'informazione, anche con tutti gli atti insomma, che sono arrivati, però insomma ormai siamo arrivati alla fine. Qualunque sentenza arriverà, lo abbiamo detto forse prima, non restituirà Giulia, quindi oggi non vince, non perde nessuno. Vediamo la Corte cosa dice, io aspetto fiducioso. Senta, questi mesi sono stati complicati per lei anche per un'altra vicenda che ha popolato le cronache non solo locali ma anche nazionali, quella di Alex Marangona. Anche quella è una vicenda che l'ha vista insomma sostenere una famiglia, quella di Alex. Gli avvocati sono chiamati anche a fare un po' gli psicologi. Beh, non abbiamo di certo le competenze per fare gli psicologi, certamente anche la famiglia di Alex è una famiglia straordinaria, quindi è davvero, non si può dire un piacere, perché è chiaro che si preferirebbe non conoscersi in queste circostanze, però devo dire che sono onorato di averli conosciuti, perché anche loro stanno portando una battaglia avanti molto nobile e con grande stile per la ricerca della verità sulla sorte del povero Alex. Siamo ancora abbastanza in alto mare con l'esito delle indagini, stiamo ancora attendendo degli esami tossicologici molto importanti, però sono convinto che anche là a breve qualcosa succederà. Certo, ci dobbiamo essere, ci siamo, non è facile, però è il nostro mestiere. Diciamo che di fronte a tanto dolore, insomma, è dura mantenere la giusta distanza. Ma è anche quasi impossibile mantenere la giusta distanza, l'importante è restare lucidi e non farsi travolgere dalle emozioni, cosa che non è sempre scontata, però ripeto, l'esperienza degli anni un pochino ci ha insegnato a fare anche questo, navigare per tanti anni in tanto dolore in qualche modo ti crea forse una sorta di anestesia diciamo alla sofferenza, però oggettivamente ogni vicenda è sempre molto complicata da gestire, cerchiamo di fare il massimo e dopo però ci sono i giudici che decidono come sono andati i fatti. Anche lì la verità processuale, verità sostanziale è un'altra questione su cui potremo intrattenerci delle ore, ma ne parliamo dopo la sentenza. Ogni vicenda è a sé, poi la lascio davvero andare, avvocato, ogni vicenda a sé, e va detto, però la vicenda di Giulia Cecchettin è una vicenda che ha trasceso, no? I confini. Poi è chiaro, in tutto questo processo da più parti è arrivato l'invito a discernere, no? La vicenda personale dal fenomeno. Anche questi non sono piani facili da gestire. Sì, è chiaro che la vicenda di Giulia, anche per come l'ha gestita poi Gino, Elena, è stata uno spartiacque nel triste argomento che trattiamo. E che gli effetti si comincino a vedere anche, ne parlavamo con Gino, è assolutamente sotto gli occhi di tutti. Gino riceve continue telefonate di ragazze che hanno bisogno di aiuto, addirittura di ragazzi che si sono resi conto di trattare male la propria ragazza. Pensate che gli ho detto: tu sei un rivoluzionario, ma veramente c'è moltissimo da fare, però effettivamente questa storia è una storia
ha cambiato, che cambierà un po' il modo di pensare, ma lo si vede chiaramente. Dopo è vero, il processo è un processo di responsabilità dell'imputato, ma è un processo molto particolare e, ripeto, sono molto curioso di capire come verrà giudicato dalla Corte e ovviamente poi capiremo con le motivazioni se la sentenza sarà, diciamo, accettabile o meno, ma ripetiamo, non cambia proprio nulla oggi perché Giulia non la porta indietro nessuno. Quello che dovevamo fare, procura, parti civili, difesa, l'abbiamo fatto e la Corte decide. Grazie Stefano Tigani, grazie davvero, buon lavoro. Ecco, Lina, insomma, sono parole importanti. Come vedi, non siamo entrati nella sostanza, no? Rimaniamo così ovattati in questo momento di attesa che è intriso chiaramente di tanti sentimenti, soprattutto da parte dei familiari, ma non solo da parte dei familiari, anche da parte di quelle persone che in questi mesi hanno abbracciato non solo idealmente Gino Cecchettin, Elena e tutti, insomma, i parenti, gli amici di Giulia Cecchettin. Per il momento è tutto, ma chiaramente noi, io e Simone Merlo, rimaniamo qui all'esterno di Palazzo di Giustizia. Mi senti? Cristian? Sì. Ecco, mi veniva in mente, mentre parlava l'avvocato Tigani, certi concetti che ha espresso valgono anche per noi giornalisti, tutto sommato, no? Il fatto, no, del coinvolgimento umano chiaramente in determinate casistiche, quasi in tutte mi viene da dire quelle in cui si maneggia purtroppo la sofferenza degli altri. Mi piace che lo hai sottolineato, ci siamo intesi, no? Prima ho parlato di giusta distanza, non è facile adottare un atteggiamento di giusta distanza rispetto ai fatti che si raccontano e si vivono, perché poi ogni storia a sé, ogni persona, ogni famiglia ha un proprio dolore, un dolore che va rispettato, ma ognuno poi formula un proprio dolore, formula una propria strada e probabilmente sia per il giornalista sia per l'avvocato l'intelligenza sta nel capire, nell'intuire fin dove ci si può spingere. È chiaro che non è mai facile, questo non chiaramente per una difesa della categoria o delle categorie, ma insomma in giornate come queste è giusto riflettere anche su se stessi, sulle proprie professionalità, sul proprio ruolo nel mondo più in generale. Certo, grazie Cristian. Ecco, anche avvocato Salvalaggio, no? Quando si parla di quella che poi è la componente umana del vostro mestiere, perché poi naturalmente da una parte c'è la difficoltà di chi difende un soggetto che in quel momento riceve insomma, il sentimento di repulsione, ecco, diciamo così, da parte della società, e poi c'è invece chi ha a che fare col dolore di un Gino Cecchettin che tra l'altro ha dimostrato una compostezza che è impressionante. Senza dubbio, questa è forse la parte più difficile, il rapporto con il cliente, che sia da una parte o dall'altra, è comunque sempre la parte più difficile. Noi dobbiamo cercare di stare il più distaccati possibili per proprio svolgere il nostro lavoro con la massima lucidità e perché evidentemente quanto più si è distaccati e tanto meglio si possono vedere le cose e risolverle anche per quanto sia possibile. Il coinvolgimento emotivo però non si riesce ad evitare sempre, questo è un dato di fatto. E poi col cliente ci deve essere un'empatia. Senza dubbio. Perché sì. Può anche capitare. In certe situazioni in maniera particolare, perché sì, se parliamo delle questioni familiari e del dolore di chi è vittima di certi delitti, parliamo delle violenze sessuali, parliamone, perché quello è forse la situazione più delicata. Perché il dolore di uno che ha perso una persona, cioè una figlia, io credo che sia incommensurabile. Però proviamo a pensare a quella che è la situazione psicologica di una persona che ha subito violenza sessuale.
quella che l'ha vissuta in proprio, è veramente molto difficile, e lì si deve per forza creare un rapporto, non puoi essere distaccato al 100%, e si crea quel rapporto di empatia che è indispensabile, secondo me. Quindi anche là dobbiamo sempre lavorare sull'equilibrio. Senta, invece, al di là delle vittime, quando si parla invece di presunti responsabili, quando è che un avvocato decide di tirarsi indietro, di revocare il mandato, di dire no, rinuncio? Allora, questa è una domanda molto difficile, da un lato delicata. Uno che fa l'avvocato, se vuole fare l'avvocato penalista in maniera particolare, secondo me non può porsi problemi morali sul tipo di delitto che uno ha commesso e che dell'autore del quale deve assumere la difesa. Rinuncio al mandato nel momento in cui viene meno il rapporto fiduciario. Questo è. Non c'è quell'empatia, non c'è quel rapporto personale che è necessario per portare avanti una difesa serena. Perché se uno mi sta antipatico, non gli credo, non lo sopporto, mi dà fastidio, non posso poi essere lucida nella sua difesa e difenderlo al meglio. Però non può essere il tipo di reato che uno ha commesso il motivo per cui non si deve rinunciare al mandato. Perché sennò cambi mestiere, fai un'altra cosa. Certamente, e si viene meno appunto a quello che è il caposaldo del diritto della difesa. Intanto la regia con Francesco Cerone e Alberto Pivetta sta proponendo le immagini, poi ci torneremo, perché fatalità, appunto come dicevamo prima, fra 2 giorni, il 5 dicembre, cade il primo anniversario dei funerali che ancora ci fanno venire la pelle d'oca di Giulia Cecchettin a Santa Giustina a Padova. Poi faremo sentire quei minuti di rumore che la piazza fece, commuovendo naturalmente la famiglia Cecchettin presente alle esequie. Allora, prima di andare in pubblicità, ascolterei, se possibile, anche proprio le parti civili che hanno seguito dopo la requisitoria, appunto nell'udienza della settimana scorsa, di lunedì scorso, con i loro interventi. Gli avvocati di parte civile, che tra l'altro hanno chiesto complessivamente anche un risarcimento del danno subito, che anche questo fa parte naturalmente della struttura di un processo, la sua quantificazione eccetera. Parliamo in questo caso di oltre 2 milioni di euro, ma sono numeri che nulla hanno a che vedere con la perdita umana che si è subita naturalmente. Nessuno, ha detto proprio l'avvocato di Gino Cecchettin, può capire il terrore che ha provato Giulia, che l'avvocato di Elena, la sorella, ha detto è un simbolo, è Giulia d'Italia. Sentiamo. È nell'autopsia, è nei fatti, l'avete sentito. Purtroppo mi è dispiaciuto anche soffermarmi su certi dettagli, però Gino mi ha detto fa quello che devi fare, l'ho fatto. Andate a vedervi l'autopsia, nessuno può capire il terrore che ha provato Giulia, immedesimatevi in quei momenti. L'avvocato Tigani, difensore di Gino Cecchettin, si è rivolto alla Corte leggendo alcune parti dell'esame autoptico per far capire loro l'accanimento di Turetta verso Giulia, anche quando ormai era senza vita. Colpi inferti ovunque, ha sottolineato, anche quando la vittima era rannicchiata su se stessa perché senza più difese. Gli avvocati delle parti civili, oltre Gino, la sorella Elena, il fratello Davide, la nonna Carla, gli zii, hanno chiesto nel complesso oltre 2 milioni di risarcimento. Riteniamo che una richiesta di oltre 1 milione di euro che abbiamo avanzato sì, sia importante, ma non sia assolutamente paragonabile a quella che è la perdita di una figlia, per di più una figlia come era Giulia. Assente in aula Gino Cecchettin. Ci siamo sentiti ieri sera, ci siamo salutati, mi ha fatto in bocca al lupo, ci siamo abbracciati virtualmente. Presente invece lo zio paterno Alessio, difeso dall'avvocato Pietro Coluccio. Non c'è più Giulia. Il sollievo più grande sarebbe stato non essere qui e avere Giulia al nostro fianco. Quello era il sollievo più grande. Per tutto il resto lasciamo fare la giustizia. Per l'avvocato di Elena Cecchettin, Giulia deve essere un simbolo. Giulia deve essere un simbolo dentro l'aula e fuori l'aula, perché sono tutti uguali, gli uomini affetti da analfabetismo emotivo, gli uomini che
hanno l'anima di marmo. Filippo ha ucciso Giulia per motivi abietti e futili, perché l'ha punita, perché non riusciva a tollerare che lei potesse essere felice senza di lui, l'ha detto chiaramente. Noi abbiamo chiesto la pena giusta per Filippo. Una pena sociale significa la difesa sociale. La pena sociale è anche difesa sociale, la pena non deve tendere solo alla rieducazione, è anche dissuasione la pena. Antonio Cozza, che tutela la nonna Carla, ha detto più volte ai giudici: quello che la mia cliente sta vivendo è innaturale. Innaturale è vedere la fine della propria nipote così. Allora poi noi andremo dopo la pubblicità a risentirci anche degli stralci dell'interrogatorio di Filippo Turetta per capire appunto dove la procura ha incentrato poi gli approfondimenti per supportare le proprie tesi. Nel frattempo ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.